8.05.51 il suo miglior tempo personale, 8.12.18 il tempo di quest'anno di Cariuchi. Poi completano il campo di partenti Brian Zimmer per gli Stati Uniti ed infine per Oceania Michael Hilbut. Parliamo dunque di Cariuchi, medaglia d'oro olimpica a Seul sui 3000 piedi. In quell'occasione Lambruschini si classificò al quarto posto, il nostro panetta al nono. Cariuchi è della tribù di Kikuyu, la stessa per i tecnici di Ngugi e di Bachiuri. Di professione fa il sergente dell'esercito, ha un primato personale di 8.05.51 ottenuto proprio nella finale di Seul. Allora era il secondo tempo al mondo, oggi è il terzo tempo di sempre. Cariuchi è iniziato con le siepi nel 1981 ottenendo un 9.34.5. Quanto alla sua tribù, quella di Kikuyu, gruppo etnico dominante in Kenya, dapprima si era disinteressata la tribù allo sport fino a quando non ha deciso di spedire alcuni atleti, sorta di pionieri, di esploratori in Europa e negli Stati Uniti, pionieri come Wilson Baigva, 400ista e 800ista di qualche anno fa, gente che ha deciso poi che per la tattica vincente, quella che avrebbe consentito di battere la concorrenza, era semplicissima: uscire dagli schemi tradizionali, dalla metodologia, per affidarsi all'istinto, ai cambi di ritmo. Tattica questa cara ad esempio nel passato azzardo, perché da Bedford, e che oggi è il modo di correre caratteristico di John Bughi, l'atleta della tribù di Kikuyu, 4 volte campione del mondo di cross e oro a Seul sulla distanza dei 10.000. Ricordiamo 7 giri e mezzo circa, ci sono 28 barriere, di cui per ogni giro la riviera, quella con acqua, di 1 metro. Diamo l'Albo d'oro, il Karst della Germania federale a Düsseldorf nel 77, Ciprotice Rono a Montreux a 5.35, ricordiamo nella lista mondiale Panetta, che è il campione del mondo con 8.08.57 primato italiano, è l'8º tempo nelle liste mondiali. Ma andiamo alla corsa con i britannici con comando. C'è un boato, ma riguarda il salto con l'alta guida, si diceva la fila Tom Mellon, poi Cariuchi in seconda posizione, poi vediamo poi tutti gli altri uno in fila all'altro, iniziando da Melzer della DDR. Il nostro Lambruschini è in terza posizione, passa Melzer in questo istante, si accoda a Cariuchi, diciamo fa di Peter Koch primatista del mondo. Koch, a differenza di Cariuchi, è della tribù dei Nandi, tribù che annovera campioni come Kiprotich, ieri terzo sugli 800 qui allo stadio del Montjuic di Barcellona, dietro Metkin e Herold. Koch è dato medaglia d'argento alle Olimpiadi di Seul sulla distanza ed è stato invece settimo ai mondiali di Roma 87. Ma torniamo alla gara. Ha un primato nazionale di 5.71, riferimento tecnico di Lambruschini, 2.48 al primo chilometro. Vediamo sulla sinistra Melzer, il campione d'Europa, che a 0.86 batte Panetta. Volevo precisare che quel salto con l'asta del concorrente di casa, lo spagnolo, era registrato, e a questo episodio si riferiva il boato sentito prima mentre si parlava dei 3.000 siepi. Possiamo a questo punto dare la classifica ufficiale dei 400 metri qui, vediamo un pochino. No, abbiamo la classifica ufficiale degli 800 metri, confermato il nuovo primato della Ana Fideldia Quiró, l'atleta cubana che gareggia per l'America, che ha vinto nel tempo di 1.54.44, nuovo primato della Coppa del Mondo. Secondo posto per la campionessa olimpica della DDR Sigrun Bodars, 1.55.70. Terzo posto per Doina Merite, 1.56.55. Poi dal quarto posto a seguire abbiamo la sovietica Matusuli Piene, quindi la spagnola Zúñiga, l'asiatica Sumei Sun, l'africana Bumelka, poi la Baumgarten e la Clark. Intanto 3.000 metri. il ritmo è leggermente calato, 5.42 al secondo chilometro, un parziale di 2.53 contro il 2.45, siamo agli ultimi 2 giri.
ancora tutti raggruppati. Lambroschini è un atleta che preferisce la progressione finale, un po' come succedeva a Scarsezzini. Ricordiamo Lambroschini quarto e Giorgio Olimpici secondo, la gara è tutta da giocare con il britannico avanti, poi c'è Cariucchi, c'è Metzer, c'è Lambroschini, ma rivengono anche gli altri atleti, c'è anche l'atleta spagnolo, un gruppetto di 6 concorrenti, quando mancano ancora un giro e mezzo, circa 600 metri, ancora 2 passaggi di riviera, dunque è importante vedere ora come gli atleti tecnicamente affronteranno questi passaggi. Spettacolare questa immagine, vedete quasi tutti i migliori non finiscono nell'acqua, questo è un buon sintomo che le gambe sono ancora presenti con le loro forze. Lambroschini cerca di stare al largo e evitare sul passaggio dell'ostacolo incidenti, gli atleti si studiano quando sembra terminato Lambroschini, guarda come controlla Cariucchi, controlla il concorrente inglese Tom Allen che a lungo ha condotto la gara. Ora è Cariucchi che prende il comando delle operazioni, poi c'è il nostro Lambroschini affianca Cariucchi, poi c'è Melzer, è pericoloso in terza posizione, con Melzer che affianca e supera il nostro turno in questo istante. Lambroschini con la maglia dell'Europa reagisce, è bello, dicono alle mie spalle Lambroschini, ed è vero, è bella l'azione del nostro atleta, ha avuto un passaggio un po' arrischiato, un po' difficile della bandiera, ora lo aspettiamo alla riviera. Cariucchi impegnato allo spasimo, Lambroschini determinato, Cariucchi però altrettanto determinato, entra per primo nel filo d'arrivo. Lambroschini tenta di rientrare ma non ce la fa, ha problemi anche a superare l'ultima barriera, una certa stanchezza. Comunque grande secondo posto di Lambroschini dietro Cariucchi, tempo 8:20:84. Lambroschini in secondo, poi Melzer, poi tutti gli altri, ultimo il concorrente della Oceania davanti a lui quello dell'Arco.